Padova, vedendo che Treviso si stava avvicinando sempre di più minacciando il suo territorio, decide di bloccare l'espansione trevigiana, costruendo Cittadella nel 1220. Il nuovo borgo fortificato, progettato da Benvenuto da Carturo, presenta però delle caratteristiche originali che lo differenziano nettamente da Castelfranco. Non è un piccolo e compatto castello di forma quadrangolare, ma una vera e propria città, dall'ariosa pianta rotondeggiante, dotata di propri statuti e autonomia di governo. In questo modo, Padova non intende solo creare un presidio militare, ma anche un centro amministrativo ed economico, per favorire la colonizzazione del territorio, compreso fra i fiumi Brenta e Muson.